I bambini delle scuole dell'infanzia meritano rispetto e non devono rischiare di essere lasciati a casa a metà anno scolastico. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, è irremovibile sulla gestione della questione vaccini in vista della scadenza dei termini decisi dal governo, che intanto dal 10 marzo sono slittati ad aprile, facendo sorridere il governatore pur considerando la serietà della situazione. A forza di proroghe finirà che è buono il decreto che noi abbiamo ritirato, no? La verità è che si è fatta una legge che impone la vaccinazione a tutti. La vaccinazione da 0 a 6 anni è imposta per legge e se il bimbo non è vaccinato, quindi stiamo parlando degli asili, se ne deve tornare a casa a metà anno scolastico. Invece da 6 a 16 anni, nessuno mai lo dice, se il ragazzo non è vaccinato se ne sta tranquillamente a scuola. Io penso che forse un po' di buonsenso rispetto a questi bimbi delle scuole dell'infanzia ci voleva, non si possono mandare fuori in strada i bimbi semplicemente perché alcuni mancano le vaccinazioni e lo dice una persona che crede nelle vaccinazioni.